incontro del comitato perché i servizi non ci sono, le corriere vengono sempre di più soppresse e vi trovate a piedi praticamente. Esattamente, questo è il punto principale. Quello che noi vogliamo è appunto avere un servizio pubblico di qualità che deve essere chiaramente a favore del cittadino, a favore di chiunque ne ha bisogno, non deve sicuramente essere qualcosa che è casuale se riusciremo o meno a prenderlo, non deve assolutamente essere qualcosa che non sappiamo se appunto saremo in grado di utilizzare. Magari abbiamo un appuntamento importante e non riusciamo ad andarci perché? Perché magari non passano i mezzi pubblici e noi dobbiamo chiaramente lavorare su questo perché quando si parla in un'ottica appunto green, in un'ottica dove si vuole andare verso un mondo più sostenibile, è chiaro che se ancora mi conviene prendere la macchina che consuma e che inquina chiaramente più di un mezzo pubblico, c'è qualcosa che non funziona e su questo noi vogliamo lavorare. Per quanto riguarda invece le risposte che fino adesso vi sono arrivate dalla concessionaria, cosa ci può dire? Diciamo che le risposte sono decisamente insufficienti rispetto a quelle che sono le nostre domande. Aspettiamo più chiarezza, vedremo se quello che ci è stato detto effettivamente verrà attuato o meno. Chiaramente i problemi rimangono e vogliamo lavorare su quello e vorremmo appunto più risposte e più chiarezza. Ecco, questo comitato diciamo che è nato qui tra Pasian di Prato e Campoformido, però insomma si parla di Udine e comunque servizi extraurbani. Beh, diciamo che chiaramente è nato in questo posto perché ci sono le persone che appunto gli hanno dato vita, ma il problema non interessa sicuramente solo questi due comuni, ma andiamo proprio a vedere problemi in tutta la provincia di Udine, in particolar modo nella zona della Carnia che già è in una situazione particolare e questa cosa sicuramente non va ad aiutare le persone che ivi vivono. L'idea appunto è quella di riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone possibili, chiaramente questo richiederà del tempo, ma siamo fiduciosi che comunque riusciremo in un modo o nell'altro a coinvolgere il maggior numero di persone possibile.